Il folklore in pediatria ormai è una tradizione, i bambini del mondo prima delle loro performance artistiche vengono a visitare i bambini per un momento di amore, una carezza e il folklore del mandorlo in fiore. E come dice giustamente Luca Crescenzo, i bambini aiutano i bambini di Taiwan quest'anno aiutano i bambini dei gente nel mio reparto, che per la verità sono attratti da questi costumi, sono attratti dalle danze, sono attratti dalla musica, ma soprattutto sono attratti dal loro sorriso, da come Taiwan mostra affetto e solidarietà a questi nostri bambini. E devo dire che è un momento di gioia, un momento di riposo nei riguardi di questi bambini che sono sottoposti a terapia e che magari hanno la febbre e che in questo momento stanno godendo della performance del gruppo di Taiwan. Anche il folklore può essere una buona terapia? Ma guarda, il folklore, parli con uno che è vissuto in mezzo al folklore nei tempi in cui giovanotto vestivo il costume del Valdac, ragazzi, sicuramente fa stare bene chi li indossa, ma fa stare bene chi invece vede le performance dei vari gruppi. I bambini del mondo portano un sorriso, una carezza, un momento di folklore per i bambini un po' più sfortunati che sono in pediatria. Sì, da 22 anni il Festival dei Bambini del Mondo inizia il proprio programma proprio dando questo attimo di serenità ai bambini che sono degenti qui al reparto pediatrico di Agrigento. Quest'anno abbiamo portato il gruppo del Taiwan che con le loro danze, la loro gioia, la loro anche sinuosità riescono a veramente a riscaldare i cuori di questi bambini, sperando che possano uscire presto e possano venirci a vedere tra le strade di Agrigento. Tutto pronto per il festival? Tutto pronto per il festival, stanno arrivando gli ultimi gruppi e domani mattina si parte con la sfilata da Piazza Duomo, ritorniamo quindi nel centro storico di Agrigento per poi concludersi in Piazza Cavour dove i gruppi si esibiranno. Sicuramente questa è la prima volta che noi andiamo all'ospedale proprio per far capire ai bambini cosa significa l'UNICEF, perché noi siamo proprio per i bambini che hanno bisogno di tutto, vaccini, salute. Noi siamo all'interno di questa grande organizzazione che è l'UNICEF. È da tanto tempo che noi facciamo parte di questa organizzazione. La nostra il simbolo è la pigotta. La pigotta è una bambolina di pezza, proprio per i bambini che la stringono, la guardano, ci stanno vicini, per loro è qualcosa di particolare avere la pigotta in braccio. E anche per noi, perché questo simbolo significa il simbolo di tutto il mondo.